La Profavara torna alla vittoria e batte con il più classico dei risultati 2-0 l'ottimo super giovane Castelbuono. La gara si è giocata a porte chiuse senza pubblico per decisione della Lega dopo gli incresciosi fatti del pre-partita con la Folgore di Castelvetrano. Porte chiuse anche per il prossimo incontro casalingo del 17 marzo contro l'Aspara, se la Lega non accoglierà il ricorso presentato dalla società che si ritiene estranea a quanto accaduto fuori dallo stadio. Ritornando alla gara di ieri contro il Castelbuono, la Profavara è andata in rete al 14° del primo tempo con Luca Ficarrotta, con uno splendido sinistro che non ha lasciato scampo al portiere ospite. Sul finire della gara, raddoppio dell'ottimo Lucarelli che già alla mezz'ora del primo tempo aveva preso le misure colpendo la base del palo della porta difesa da Fagone. Era stato comunque il Castelbuono, ben messo in campo da mister Bognanni, a dettare i tempi per almeno 15 minuti, costringendo la Profavara nella propria metà campo e mettendo in più occasioni in difficoltà centrocampo e difesa giallo-blu. Padroni di casa che comunque pian piano sono riusciti a prendere in mano le redini del gioco e realizzare alla prima vera occasione con Ficarrotta che scodella un gran bel sinistro che porta in vantaggio gli uomini di Catalano. Secondo tempo che vede la Profavara diventare padrone della gara. I gialloblu guadagnano la gestione del centrocampo, propongono diverse azioni offensive che portano al raddoppio il veloce e sgusciante Lucarelli sugli sviluppi di un calcio d'angolo, realizza la rete del definitivo 2-0. Ma ecco i commenti post partita dei due mister Catalano e Bognanni e del DS della Profavara Tino Longo. Non era facile dopo la sconfitta ricominciare, ripartire. È vero, i primi 10 minuti abbiamo avuto un attimo qualche difficoltà, ma anche merito del Castelbuono che ci è venuto a pressare alto e non ci ha fatto giocare. Poi dopodiché, quando abbiamo preso le misure, credo che siamo riusciti a sviluppare quello che sappiamo fare. Abbiamo fatto un gol con Ficarotta bellissimo e poi da lì si sono creati un po' di spazi sia nella prima parte della gara che nella seconda parte della gara. Credo che la partita la potevamo chiudere anche molto prima, però dico, va bene così, l'importante è che siamo ripartiti, che era la cosa più importante. A centrocampo abbiamo visto un po' di sofferenza, forse perché c'era qualche uomo in meno? Assolutamente, sono sempre in tre in mezzo al campo, secondo me hanno fatto anche abbastanza bene, come ho detto prima il Castelbuono ci ha pressava alto, non era facile giocare, metteva tanta intensità e quindi ogni volta che magari cercavamo di fare qualche giocata o perdere un attimino di tempo o rallentare la giocata era normale che ci arrivassero addosso, però penso che dopo 10 minuti e un quarto d'ora i ragazzi hanno capito il tema della partita, gli spazi che c'erano lì davanti erano tanti e li abbiamo sfruttati abbastanza bene, quindi di questo sono abbastanza soddisfatto. Due gol che, come diceva all'inizio, mettono anche su morale, perché si deve continuare, lo ha detto anche prima della gara, a fare più punti possibile. Assolutamente, per noi è fondamentale continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, perché può sembrare invano, perché in questo momento magari siamo a 7 punti, però noi sappiamo che abbiamo un obiettivo, non possiamo raggiungere sicuramente la vetta perché credo che sia abbastanza difficile, bisogna essere anche abbastanza onesti, però dobbiamo arrivare al top per quanto riguarda i playoff perché è una cosa che ci teniamo. Un proseguo di campionato allora a marcia ingranata? Assolutamente, noi ogni partita cerchiamo di dare il massimo, siamo caduti diverse volte e questi ragazzi hanno trovato sempre la forza di rialzarsi e quindi in questo non avevo dubbi perché è un gruppo abbastanza forte, un gruppo che ha superato tante difficoltà e siamo tutti convinti e stiamo lavorando per raggiungere un obiettivo che per noi è importante. Mister, abbiamo visto un'ottima partita, un Castelbuono determinato e devo dire che a tratti ha fatto proprio il gioco in campo. Sì, noi veniamo da un percorso di crescita costante, abbiamo questi principi, cerchiamo di giocare in casa e fuori casa,
Oggi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché affrontavamo la seconda della classe, una grande squadra composta da grandi giocatori, però noi siamo arrivati qua, avete visto tutti i primi 15 minuti, abbiamo cercato di giocare, di mettere palla a terra, poi su una verticalizzazione che secondo noi c'era forse il fuorigioco, ci hanno fatto gol perché loro alla prima occasione ti puniscono. Nonostante ciò il primo tempo abbiamo giocato tanto, poi loro di nuovo su un'altra ripartenza, su un errore nostro hanno avuto un'altra occasione, però secondo me il pareggio il primo tempo poteva essere giusto. Poi là il secondo tempo poi si sono un po' allungati anche noi, i ritmi si sono abbassati, abbiamo cercato di giocare. Ripeto, oggi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché il Favaro è una grande squadra, con una grande società, con una grande dirigenza e quindi oggi qui sarebbe stato difficile, però abbiamo giocato, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo 37 punti. Io voglio dire questa cosa, ancora dobbiamo cercare di fare più punti possibili, dobbiamo pensare di fare partita dopo partita e poi vediamo dove possiamo arrivare. Il nostro obiettivo è quello di fare bene domenica dopo domenica perché lavoriamo per questo e siamo pagati. Vabbè, come al solito le squadre che vengono a giocare contro di noi l'atteggiamento è sempre un po' più aggressivo perché sanno di affrontare una grossa squadra, quindi loro hanno fatto una partenza eccezionale, si può dire, tra l'altro meritavano pure anche il gol all'inizio dei primi 10 minuti. Poi piano piano abbiamo preso coscienza delle nostre forze e siamo usciti. Una Pro Favara che continua il suo cammino, una Pro Favara che mette in campo tutte le forze disponibili per arrivare al massimo. No, la cosa più importante in questo momento è pensare di arrivare, cercare di recuperare tutti gli infortunati, perché ancora c'è la Piana, Retucci, Mistretta, Milano, insomma non è così poco quello che c'è fuori, però insomma aspettiamo, i ragazzi che giocano ce la mettono tutta sempre. Ce la mettono tutta e riescono a vincere oggi 2-0 meritato. Sì, poi alla fine il risultato è meritato, ripeto, questa è una squadra di giovani, imbottita di giovani, il Castelbuono, e mi è piaciuta tantissimo. Ma io so come ragiona Bognanni, so che lui lavora molto sulle ripartenze, sa mettere bene la squadra in campo e quindi non era già difficile di partenza, però ripeto, noi siamo il Favara e dobbiamo vincere.